Saper comunicare con il cavallo è fondamentale per un proficuo dialogo con l'animale. Luca Moneta e Franco Giani, protagonisti del webinar di FISE Veneto. Prima tappa del progetto sport Colonnello Lodovico Nava, svolta al Circolo Ippico del Cristallo di Casale sul Sile. L'attività del club, fondamentale per i più piccoli per un primo approccio con il cavallo e il mondo dell'equitazione. Un nuovo futuro in Veneto per l'equitazione di campagna. Il cavalier Luigi Conforti ha dato vita ad un dettagliato manuale per tecnici e appassionati. Il 10 e 11 aprile Endurance in Brussa, con la gara che si svolgerà nello splendido contesto dell'oasi di biodiversità a Caorle. Esercitarsi in sella e allenare la mente. FISE Veneto e la collaborazione con lo psicologo dello sport per approfondire gli aspetti più emotivi dell'andare a cavallo. L'importanza di indossare un casco con caratteristiche tecniche specifiche e il comfort di un abbigliamento adeguato. Conosciamo i nostri sponsor. Ben ritrovati a questa edizione di Equinews. In apertura il successo dell'incontro organizzato da FISE Veneto con Luca Moneta e Franco Giani. Il webinar di equitazione etologica ha affrontato l'importante tema del dialogo uomo-cavallo. È stato un vero successo il webinar incentrato sull'importanza del dialogo uomo-cavallo, organizzato da FISE Veneto e promosso dalla Commissione di Equitazione Etologica presieduta da Maurizio Menegazzi. Protagonisti Luca Moneta e Franco Giani, che hanno dispensato pillole di esperienza incalzati dall'autore e giornalista Umberto Martuscelli. Il decidere che il cavaliere si sarebbe dovuto adattare al cavallo e non il cavallo al cavaliere è già un concetto che all'alba del Novecento, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, era abbastanza rivoluzionario. Eppure si tratta di aspetti imprescindibili per arrivare così ad instaurare una comunicazione proficua con l'animale. Questi aspetti tipici e talvolta scontati, ma lo dico sempre, non lo sono per niente, legati alla relazione uomo e cavallo, che poi è una relazione anche tra noi e noi stessi. Ed è proprio quando si arriva a questa consapevolezza che il cavallo diventa un compagno di vita a tutti gli effetti. Quando abbiamo a che fare con un cavallo, se il cavallo non è d'accordo e non è contento, dobbiamo incominciare a dire stop, tiriamoci un attimo indietro, cerchiamo di capire come fare a trovare delle alternative per far sì che il rapporto con lui sia più semplice, più facile. Loro sono prede, sono animali da fuga. Noi in queste situazioni magari di stress, di ansia, di voler ottenere il risultato, ci capita di diventare predatori e quindi siamo proprio veramente l'opposto di quanto vorrebbe più vicino a sé un cavallo. Quindi i cavalli non sono mai sbagliati. A breve questi due straordinari uomini di cavalli terranno degli stage in collaborazione con FISE Veneto e sarà così possibile mettere in pratica sul campo i loro preziosi insegnamenti. Gli appuntamenti del mese di marzo hanno subito un'inevitabile battuta d'arresto a causa della pandemia di coronavirus. Si è svolta però in versione digitale l'edizione 2021 di FISE Awards, l'evento di beneficenza che celebra i successi di amazzoni e cavalieri della Federazione Italiana Sport Equestri. Il premio Foto dell'anno Cavallo Magazine è stato assegnato alla fotografa veneta Annalisa Durighello. Ecco la suggestiva immagine vincente che ritrae Chiara Angelini e il suo compagno Rasian. Inoltre il premio Top Rider discipline non olimpiche è stato conferito a Rebecca Greggio per la disciplina del volteggio. Complimenti ad entrambe. Il 27 e 28 marzo al Circolo Ippico del Cristallo di Casale sul Sile si è svolta la prima tappa del progetto sport Colonnello Lodovico Nava. Tanta partecipazione per questa manifestazione che ha come obiettivo la formazione completa dei giovani. Grande partecipazione per la prima tappa del progetto sport Colonnello Lodovico Nava. Il 27 e 28 marzo hanno disputato le diverse prove negli spazi del Circolo Ippico del Cristallo di Casale sul Sile. Il progetto sport è una manifestazione a livello regionale e nazionale che si svolge su tappe. Ogni tappa dà un punteggio, ogni concorrente può fare
tutte le tappe che vuole, ma purché ne faccia 2 nella regione, obbligatoriamente nella regione. Come terza tappa o come tappa obbligatoria può fare tranquillamente la finale regionale, che ha anche un vantaggio, ha il vantaggio che dà l'aumento del 50% del punteggio. L'obiettivo del progetto Sport è, attraverso percorsi con caratteristiche tecniche molto precise, far crescere in maniera completa i ragazzi. Il ragazzo, l'allievo, deve montare in una certa maniera, deve avere una certa tenuta, possibilmente intracciare il cavallo per avere anche una presentazione, uno status del cavallo idoneo a quella che è una gara a giudizio. Viene giudicato l'ingresso in campo, il saluto, la presentazione, c'è un voto sullo status del cavallo, che è proprio la presentazione del cavallo, come è toilettato, la bardatura e tutti gli interventi che fa per poter portare a termine il suo percorso il più correttamente possibile. Un po' di ordine e disciplina, oltre ovviamente allo stile nella monta. Non è solo lo stile nel fare il percorso, sono tante piccole cose che sono molto importanti, però nel senso che insegneranno per il futuro a essere dei cavalieri, anche queste piccole cose. La finale nazionale si svolgerà in ottobre a Cattolica. Sentiamo ora l'intervista ad Ilaria Giacomazzo, responsabile dell'attività club al Circolo Ippico Leggiare di Mira, Venezia, che ci spiega proprio l'importanza dell'attività di club con i bambini che si approcciano a questo mondo già all'età di 3 anni. Il pony sicuramente è il loro principale grande maestro. Iniziano da molto piccoli, imparando a prendersi cura di un animale che ha bisogno di cure, che ha bisogno di essere gestito, che necessita anche della cura del proprio materiale. Imparano giocando, imparano divertendosi e di conseguenza, senza sforzo e senza far fatica, possono arrivare ad ottenere dei risultati davvero importanti. Un bambino che impara un'attività sportiva in relazione con il cavallo sicuramente è un bambino che crescerà forte nelle proprie decisioni, crescerà consapevole, deciso e sicuramente avrà una buona dose di entusiasmo, grinta, voglia di mettersi in gioco, in quanto il pony è anche un mezzo per rafforzare la propria autostima. L'invito che mi sento di fare alle mamme è indubbiamente di accompagnare i propri figli al Pony Club per svolgere appunto attività all'aperto, attività di socializzazione con gli altri bambini, attività di relazione con un animale che li responsabilizzerà e che li renderà degli adulti indubbiamente forti, decisi, caparbi e pieni di entusiasmo nell'affrontare le situazioni della vita. Piace sempre di più l'equitazione di campagna. Il cavalier Luigi Conforti ha così dato vita ad un dettagliato manuale per diventare tecnici, una nuova figura professionale formata ad hoc per far conoscere a cavallo le tante bellezze del Veneto. Il fatturato dell'equiturismo, ovvero l'andare a cavallo per boschi, montagna e in genere nei contesti naturalistici, tocca in Italia i 7 miliardi di euro. E nonostante la pandemia da Covid-19, il trend è in crescita. La possibilità di vivere il territorio all'aria aperta, attraverso quel turismo lento che regala emozioni, attira sempre più persone. Ed è nata così la necessità di formare tecnici preparati, in grado di accompagnare i turisti, organizzando a 360 gradi l'uscita a cavallo. Solo nel mese di febbraio, in Veneto, sono state diplomate 17 guide e 5 tecnici federali di primo livello. C'è una grande richiesta di aria aperta, di quella che adesso viene chiamata la mobilità dolce, il muoversi all'interno di un territorio in maniera naturale, semplice, lenta, cercando l'esperienzialità del luogo. La campagna a cavallo è il manuale curato da Luigi Conforti, per tecnici e appassionati, perché non ci si può improvvisare, ma anzi bisogna possedere solide nozioni tecniche. C'è la logistica di un viaggio, c'è la comunicazione che il tecnico deve prendere ed intraprendere con i vari binomi, perché quando si parte con un gruppo di persone
si deve avere e creare un contatto particolare, ci si vive forse una giornata, ma anche 1, 2 o 3 giorni. Non solo pianificare un'uscita, la guida deve avere una preparazione e una conoscenza completa del territorio. Solo così la passeggiata a cavallo sarà un'esperienza magica per il turista. E in natura il tecnico si deve specializzare, specialmente nei luoghi dove opera individualmente, ma deve, generalizzando, essere addentro alla materia a tutto tondo. Comunicare in maniera chiara, semplice, con varie forme di comunicazione, quello che abbiamo intorno. Quindi il tecnico deve imparare a comunicare. L'equiturismo permette anche una promozione totale del territorio, con ricadute positive in diversi settori. Il libro La campagna a cavallo è gratuito ed è disponibile presso gli uffici di FISE Veneto. Sicurezza e stile nei caschi ideati da JS Italia. Scopriamo le peculiarità di questi innovativi cap. La sicurezza quando si monta a cavallo è la priorità assoluta ed è anche la mission di JS Italia, azienda di Borso del Grappa in provincia di Treviso, famosa per la produzione di staffe e accessori per l'equitazione, che da qualche anno ormai si è specializzata nella creazione di cap. Lo standard di sicurezza è altissimo. La calotta esterna dei caschi è costruita in fibre composite che garantiscono una solidità unica. Nella parte interna invece un materiale morbido che assicura un alto assorbimento di energia in caso di urto. L'aspetto principale sviluppato nella progettazione dei caschi JS Italia è il concetto di scivolamento. Faccio un esempio. Questo è un impatto secco con un casco che si ferma su un substrato tipo quello sabbioso che abbiamo qui di fianco. Uno scivolamento di questo genere ha un effetto vantaggioso perché allunghiamo il tempo di impatto, quindi la stessa energia viene distribuita in un tempo più lungo, di conseguenza l'energia residua che dovrà assorbire il casco e di conseguenza anche il vostro cervello sarà molto più piccola, perché questo tipo di rotazione improvvisa del casco, qualora questo non scivoli, crea uno stiramento a livello cerebrale, concedetemi il termine, che è estremamente dannoso. Un casco dunque rivoluzionario, studiato appositamente per il mondo dell'equitazione e che può vantare ben 5 certificazioni a garanzia dei più alti standard di sicurezza internazionali. Ripetuti test nell'arco dell'anno verificano infatti la conformità dell'intero processo produttivo. In particolar modo ci siamo rivolti all'omologazione PAS inglese completa di certificazione Kite Mark, la quale secondo noi offre le migliori garanzie a livello di test e di severità di test. Traspirabilità e leggerezza. I cap di JS Italia sono progettati per garantire il totale comfort dell'atleta, senza dimenticare un tocco di eleganza del cavaliere o dell'amazzone che li indossa. Design inconfondibile e una vasta e ricercata gamma di colori per coniugare al meglio prestazione e stile. Il 10 e 11 aprile si svolgerà la gara di Endurance in Brussa. La manifestazione avrà luogo nello splendido contesto dell'oasi di biodiversità a Caorle. Sarà questo lo straordinario teatro del primo trofeo Brussa. Il sito costiero del comune di Caorle ospiterà domenica 11 aprile la gara di Endurance, fortemente voluta da FISE Veneto ed in particolare dalla presidente Clara Campese, dall'assessorato allo sport del comune di Caorle, nonché da Veneto Agricoltura. Citi e Montello, il comitato organizzatore, ha creato un bellissimo percorso con caratteristiche tecniche molto particolari. 900 ettari tutti da scoprire tra acque marine, lagune e corsi d'acqua. Innanzitutto tengo a sottolineare che è un fondo meraviglioso per quanto riguarda la nostra disciplina, un fondo in terra battuta, sabbia, poi toccheremo la spiaggia, il bagnasciuga, quindi un percorso eccezionale, unico vorrei dire in Italia in questo senso. Diciamo che la prima parte sarà nelle campagne Lovati, e quindi ringraziamo anche l'avvocato Lovati che ci dà l'opportunità della location della gara e anche di poter percorrere gran parte del percorso nei suoi terreni, nelle sue campagne. E la seconda parte sarà invece tutta in Valle Vecchia, dove appunto c'è quest'area naturalistica spettacolare,
L'11 aprile avremo la categoria debuttanti sui 27 km, la Chen A sui 54 km e la Chen B sugli 81 km. Un pre-ride che sarà un banco di prova per il trofeo Brussa del 18 e 19 settembre, patrocinato dal MIPAF, ma l'obiettivo per il 2022 è poter organizzare in questa oasi naturalistica anche una gara internazionale. Questo evento in modo particolare, in questa località particolare, deve far conoscere questo territorio perché è una perla del Veneto veramente, e non solo del Veneto. FISE Veneto ha avviato una collaborazione con lo psicologo dello sport, una figura molto importante per approfondire anche gli aspetti mentali dell'andare a cavallo. Nella crescita tecnica e sportiva di un cavaliere spesso si tralasciano inconsapevolmente dei particolari, dettagli che non sono poi tanto delle piccolezze, anzi sono quegli aspetti mentali che col tempo, se non vengono gestiti e approfonditi, limitano gli atleti condizionandone le performance. Ecco perché FISE Veneto ha avviato una collaborazione con la dottoressa Olimpia Guazzo, che dopo una brillantissima carriera nei concorsi ippici ha approfondito il tema della psicologia applicata allo sport, fondamentale per creare un filo che cuce il cavaliere al suo cavallo. Al giorno d'oggi gli aspetti tecnici sono sempre più fini, sempre più precisi e di conseguenza il fattore mentale può fare una grossa differenza quando si va a cercare una performance o anche proprio nella crescita quotidiana. Tra gli aspetti approfonditi, primo fra tutti la gestione dell'ansia da competizione, ma anche la concentrazione e la gestione degli obiettivi all'interno della stagione sportiva, per sviluppare così una prospettiva di crescita. Negli sport equestri, invece, una volta trovata una strategia efficace per il cavaliere, bisogna vedere come reagisce il cavallo a quella strategia ed eventualmente apportare delle piccole modifiche o alla tecnica stessa o alla tempistica nella quale viene applicata. E ovviamente il rapporto con il cavallo rende tutto assolutamente più divertente, perché quel famoso "il cavallo sente quello che sentiamo noi" è una conoscenza nota a tutti nell'ambito equestre, ma capire poi perché il cavallo sente effettivamente quello che sentiamo noi rende estremamente interessante il lavoro rispetto alle abilità mentali del cavaliere. E così, dopo il lavoro in sella, si allena anche la mente, perché si sa, i pensieri e l'immaginazione sono gli unici veri limiti alle possibilità. Eleganza e comfort a cavallo. Andiamo a conoscere come nascono i capi d'abbigliamento di Vinci da Vinci. Una seconda pelle per amazzoni e cavalieri, i pantaloni, le camicie e le giacche create su misura da Vinci da Vinci, sartoria di San Martino di Lupari. Dalla maestria di Simonetta e Giandomenico, ma soprattutto dalla passione e l'amore per il mondo dell'equitazione, nascono modelli di design con uno stile moderno ed elegante. Cura e attenzione per ogni dettaglio, grazie anche a tessuti ad elevata elasticità, facili da lavare e pratici da stirare, provvisti di uno speciale grip che favorisce la tenuta in sella nei movimenti più impegnativi. Noi facciamo tutto su richiesta del cliente, magari anche persone che hanno difficoltà a trovare la vestibilità giusta perché o sono troppo alti o sono troppo magri, ma poi anche le giacche da concorso le facciamo su misura, così il cliente può sbizzarrirsi nel scegliere i colori, gli abbinamenti, i vari accessori. Qui il Made in Italy è molto sentito, diciamo, e portato avanti con passione, soprattutto anche da parte di Giandomenico, che crede molto nella qualità italiana. I nostri tessuti sono anallergici e anche idrorepellenti e traspiranti. È una cosa a cui ci teniamo molto perché per la comodità. Prodotti frutto di studio e ricerche, testati sul campo prima di essere confezionati, e una speciale linea bambino per accontentare anche i più piccoli. I bambini ovviamente sono il futuro e quindi era giusto pensare anche a loro, e anche per loro ci sono i pantaloni, ci sono le polo da gara, le camicie
e ovviamente la giacca sempre su misura. Tutta la qualità dell'artigianalità made in Italy, con la possibilità di personalizzare i capi con un ricamo particolare. Per avere un'ottima qualità con un prezzo adeguato vendiamo noi direttamente, e per questa cosa abbiamo aperto un sito internet e-commerce dove tutti i clienti possono trovare e possono avere anche un contatto diretto con noi tramite WhatsApp o mail, e da poco abbiamo aperto anche uno showroom a Somma Campagna. Ecco, in queste situazioni il cliente che magari non ci conosce può venire a provare per capire la taglia esatta, la vestibilità e anche a toccare con mano i nostri tessuti e i nostri articoli. Modelli unici per essere sempre impeccabili anche nei momenti di relax sportivo. Vediamo ora i principali appuntamenti del mese di aprile. Il 10 e 11 aprile stage di volteggio con il tecnico Nelson Vidoni e supporto Anna Cavallaro presso la Fenice Verona. Con il tecnico Gianluca Palmizzi stage di salto ad ostacoli per il settore giovanile che si terrà l'11 aprile presso lo Sporting Club Paradiso di Somma Campagna Verona e lunedì 12 aprile al Circolo Ippico del Cristallo Casale sul Sile Treviso. Ancora stage, il 12 aprile con il tecnico Natale Chiaudani si approfondirà il salto ostacoli, appuntamento aperto a tutti gli seniores, istruttori e ambassador negli impianti dell'Horse Club Cataio a Montegrotto Terme Padova. Il 12 e 13 aprile a Rango Stables di San Pietro Viminario Padova, Luca Moneta incontra il Veneto, stage organizzato dalla Commissione Etologica del Veneto incentrato sul dialogo uomo-cavallo. Per il completo stage con Pietro Sandei il 17 e 18 aprile al centro equestre Il Casale di Trevignano Treviso, aperto a tutti i binomi. Per il dressage stage con il tecnico Francesco Zazza il 25 aprile appunto alla Scuderia del Garda Verona e il 26 aprile al Circolo Ippico del Cristallo a Casale sul Sile Treviso. Vi anticipiamo ora le manifestazioni di interesse regionale previste per il mese di maggio. Si svolgeranno i campionati veneti a squadre, master e criterium, cavalli e pony, che sono stati posticipati all'8 maggio presso il Circolo Ippico del Cristallo a Casale sul Sile Treviso. Oltre all'affiliazione gratuita per il 2022 per le prime 3 squadre della categoria master ci saranno ricchi premi di valore. Infine, il 22 e 23 maggio i trofei veneti individuali salto ostacoli allo Sporting Club di Somma Campagna Verona, manifestazione riservata agli amatori. Da Equinews è tutto, arrivederci alla prossima puntata.